Ricerca e imprese dialogano per migliorare qualità, tracciabilità e competitività delle produzioni mediterranee. Sicilia Magazine racconta come l'unione tra professionisti guarda al futuro e mette al centro l'evoluzione dei mezzi tecnici per creare nuove competenze pronte alle esigenze del settore. Sono stati tanti gli argomenti che abbiamo affrontato, ma comunque tutti connessi gli uni agli altri. Il tema fondamentale è quella della competitività delle imprese agricole. Ci aspetta un futuro incentrato sulle transizioni ecologiche, sulla transizione energetica, che hanno bisogno tutti sostanzialmente un pilastro forte che deve essere quello economico. Quindi abbiamo cercato di creare una sorta di struttura che sia in grado di poter mettere nello stesso tavolo e far dialogare ovviamente gli attori principali, che sono gli imprenditori agricoli, con le istituzioni, con gli enti funzionali alle istituzioni, con gli specialisti che danno servizi alle imprese e con il mondo bancario, con al centro la competitività delle imprese agricole, che debbono traguardare questo periodo che speriamo sia alle spalle di grandi stravolgimenti geopolitici che hanno comportato un incredibile aumento dei fattori produttivi da un lato, ma traguardarli verso un futuro che costituirà sicuramente un nuovo modello produttivo agricolo. La seconda edizione di Frutec, fatta a Catania, per noi era un'importante occasione per poter lanciare un grande messaggio, perché Confagricoltura Sicilia, con tutte le unioni, desidera fare sviluppo vero e autentico in questa terra. In questi 3 giorni abbiamo creato la possibilità di dialogo, di miglioramento per questa relazione tra territori che esprimono delle eccellenze ortofrutticole, agricole, e queste aziende hanno bisogno di supporti, hanno bisogno di poter accedere facilmente sia a tutti gli strumenti di finanza agevolata, ma in particolar modo a consolidare la loro relazione come imprese sotto il profilo finanziario e bancario. Abbiamo chiamato a raccolta le banche del territorio, abbiamo chiamato a raccolta le grandi banche, abbiamo avuto l'opportunità di, attraverso gli accordi che la Confederazione vanta e attraverso il nostro ruolo di soggetti delegati, poter finalmente creare l'ecosistema di supporto. Lo sviluppo, questa terra lo merita, questi strumenti permetteranno la crescita della Sicilia. Produrre un doppio business, un doppio reddito, uno che è dato dall'agricoltura standardizzata classica, quindi ogni agricoltore deve continuare a coltivare le proprie coltivazioni, ma con la possibilità di poter installare sopra le proprie coltivazioni questo agrivoltaico avanzato perché deve lavorare per produrre energia, ma nello stesso tempo proteggere, migliorare, difendere la coltivazione che c'è sotto. Noi ci occupiamo anche di un discorso molto più ampio dell'efficientamento delle serre per quanto riguarda tutto il sistema dell'efficientamento agricolo. Oggi l'agricoltura non è più quella di una volta, ha bisogno di cambiamenti che sono importanti, perché con le siccità, con le temperature alte, non più si può coltivare come si facevano ai tempi passati, ma è un sistema nuovo e diverso, perché dobbiamo proteggerci sia dalle alte temperature che sia dalla siccità.